Andiamo a sceneggiare questa cosa. Quello da cui si partiva nella relazione di apertura del convegno 13 gennaio 91 era, e l'affermazione di Anna Sabatini, l'uso di un termine anziché di un altro comporta una modificazione nel pensiero e nell'atteggiamento di chi lo pronuncia e di chi lo ascolta. Ossia il linguaggio è performatore di realtà, il linguaggio crea la realtà, dopodiché la realtà a sua volta crea il linguaggio, ma non c'è struttura e sovrastruttura. Il linguaggio, il pensiero, nel momento in cui modifica anche il pensiero, crea delle possibilità per il presente di evoluzione in un senso o nell'altro. Ve la dedico alle amiche in occasione del ventennale del parto. Sindaca, dissi senza conoscerla, grata, immaginandola per l'atto mia di dir la donna e non deluderla, attribuendole genere incoerente. Meno grata mi fu sul principio l'assessora, ma fui intransigente e declinando il femminile misi anche là davanti al presidente. Semplice invece fu l'operatrice. Termine di felice e nuovo conio, ma forse fui un po' imprudente la volta che coniai procuratrice. Difficoltà non c'era per l'attrice, ma a dir ministra il ministro fu davvero da sudar 7 camicie e il desk non mi affidarono mai più. Amica mia, sai che dispiacere. Neologismi creando da mane a sera trasformai l'ingegnere in una brillantissima ingegnera. Noia mortale delle 4 mura mi portò ad impratichirmi del vezzo. Senza paura andavo trasformando quel mio grezzo misogino presente in futuro di donna, anzi, futura. Chiaramente non era solo la Barina, ma tutte le colleghe che hanno dato applicazione al tutto. Battezzai avvocata l'avvocato ed avvocato l'avvocata trans, che seppure aveva cambiato sesso, avvocato restava per revanche. Folli universi, crea la distonia del linguaggio calatoci dall'alto, quando il giudice si mette in malattia perché da doglia viene preso d'assalto. Se tu noti non c'è mai difficoltà a chiamare una donna lavandaia e neppure in fondo sei in galera a declinar giostraio con giostraia. Su tutti c'è un caso che fa scuola praticando la lingua egualitaria ed è quando incontri la parola d'uso comune. Segretaria. Nel caso che il soggetto nominato non sotto ma al vertice sia posto, dir segretaria pare un gran reato. Chiamarla segretario sarà imposto. Allora ti accorgi con stupore di vivere una favola maligna, dove tra escort che fa un gran clamore, buono il patrigno e mala la matrigna. Tu non badarci, continua a declinare la donna del signore con signora e prima o poi sentirai chiamare il femminile per dottora. Facile, sarebbe cambiare il mondo mutando solo l'ultima vocale. Invece di parole un girotondo valor di differenza sessuale, un giorno afferma, il giorno dopo nega, sicut, giustizia, ogni giorno annega. A un brindisi, pertanto, ora ti invito, in occasione di questo ventennale, che la diritta via non abbiamo smarrito, e di sessismo abbiamo fatto scuola. Ora dimmi tu se io davvero sono un poeta, non poetessa, creatrice di linguaggio, grande sacerdotessa di parola. Ogni parola vola. Allora come poeta? Con 2 cose si crea, il ventre e la parola, e queste 2 cose chi le possiede, chi le controlla ha il comando, per cui non stupiamoci se c'è questa intransigenza e questa resistenza sulla parola, e anche alle volte più ancora dell'opposizione gioca l'abitudine, che come in qualunque lotta di tipo sociale e politico è quella che ti permette di non pensare. Quindi per molte donne rifiutare un linguaggio sessuato è anche la possibilità di non riflettere sul proprio problema e negarlo. E l'unica speranza che a me, cioè la cosa che a me dà speranza, è che adesso tutti, anche fuori da questo contesto, cominciano a accorgersi di essere derubati delle parole e del linguaggio. Allora cominciano a capire il senso
della lotta che era partita tanto tempo prima, e questo forse può aiutare a capire il nostro punto di vista, perché adesso recuperare il senso delle parole. Perché poeta e non poetessa? La prima scelta è stata istinto, suonava terribilmente meglio, più giusto, tra l'altro era comoda, finiva già per A e già quindi apparteneva. Quindi ho già dovuto fare uno sforzo per accettare di sentirmi poeta, perché mi sembra una parola enorme, e era già lì, era già pronta. Secondo me c'è un senso ancora molto forte di minorità femminile, per cui il declinare al maschile ci dà la forza riflessa che questo genere ha dato al mondo, e quindi è una forma di mimesi l'accettare una lingua maschile. Il rideclinarla al femminile significa un'assunzione di una consapevolezza del sé che purtroppo non tutte hanno ancora, e poi devo dire c'è una grossissima resistenza anche da parte maschile, che in gran parte ad esempio nei media hanno la direzione, gli uomini, la direzione dei giornali, televisioni, radio, a sottolineare la sgrammaticatura nella declinazione al femminile, anche se tu fai capire che magari un participio presente va molto meglio che un essa messo così in senso dispregiativo. Faccio l'esempio, uno per tutti, è studente, la studente, lo studente, invece bisogna sempre sottolineare la studentessa, cioè dare questo senso dispregiativo con l'essa. Ecco, questo secondo me è quello che... Poi io ho lavorato anch'io in RAI e devo dire lì è proprio veramente molto difficile. Perché andate direttamente... e anche nelle agenzie. Ma io volevo fare una piccola precisazione, che secondo me non è solo una questione di libertà di stampa, ma di corretto uso della grammatica. Cioè, possiamo discutere all'infinito con gli accademici appunto della Crusca o con quant'altri, ma la grammatica rimane un testo fondamentale. Se le declinazioni sono quelle, maschile e femminile, non vedo questo accanimento, e non vedo neanche perché non bisogna usare correttamente questo strumento. Vabbè, oggi non avrebbe neanche più senso, forse date all'incultura generale, però diciamo negli anni in cui noi abbiamo cominciato a lavorare era una questione grammaticale. Io vorrei porla come una questione grammaticale, oltre che di identità e di libertà, ma grammaticale. Io voglio usare giusti i termini. Ma anche l'Accademia della Crusca, che adesso è diretta da una donna, la Treccani, lo Zingarelli, hanno assunto il linguaggio sessista della lingua. Il problema è che i media non lo assumono, né i politici, ed è questo la cosa fondamentale. E nelle politiche. Anche le politiche fanno fatica. Ieri sera mi sono trovata a vedere un comunicato stampa che facevamo come ambientalisti del Lido su tutte le faccende del Lido, e mi sono trovata appunto un'isola, deve diventare un'isola a misura d'uomo, e allora ho detto no, adesso cambio, e allora mi era venuto a descrivere misura di essere umano, però io per esempio come animalista anche questo non mi andava bene. Quindi in effetti ci troviamo delle volte proprio con questi modi di dire, che era difficile anche cambiare di ogni vivente. Sì, infatti ho cambiato totalmente la frase. Io credo che non sia soltanto una questione di libertà, ma anche una questione di esattezza grammaticale, e quindi mi sono trovata molte volte a dover contrastare il mio approccio sessuato e a dovermi scusare per aver usato la parola architetta o ingegnera o ministra o sindaca, oltre alle grossissime difficoltà professionali di una categoria che ostacolava, anzi non voleva proprio che questo succedesse. Proviamo a declinare la parola al maschile e al femminile. Allora, diciamo infermiere,
infermiere, ragioniere, cassiere, cameriere, ingegnere. E quando qua a Cascadasino la gente si stupisce, magari fa un sorriso. Anche questo è da dire. Molte volte mi sono sentita ridicolizzata ed è una bruttissima sensazione dalla quale è difficile difendersi più che dalla polemica. Perché abbiamo visto che le donne dipendevano moltissimo dagli uomini per non essere ridicolizzate, anche se ci credevano, però di fronte al maschile erano molto accondiscendenti con gli uomini. Allora abbiamo girato, abbiamo cercato che gli uomini imparassero quelle cose di Mussolini. Ne abbiamo fatto leggere qualcuno e qualcuno, un nostro che fa parte della nostra associazione, ha detto: ma sei d'accordo? Dice: ma è proprio vero. Se io comincio a declinare il linguaggio al femminile sono costretto a riconoscere le donne un sacco di cose e io perdo del potere. E questo, detto in presenza di tutti gli altri uomini, ha costato a far pensare gli altri. Non è che sia molto diffusa questa pratica, però c'è il fatto che qualche cosa è stato fatto anche. No, però avete contaminato molti gruppi a livello nazionale, sia di donne che di donne e uomini che di uomini soltanto. Ma è da così, altrimenti non si può, vedo anche nel mio territorio, eccetera, che le donne, anche quelle che sono le politiche, perché io quando parlo di politica non parlo della politica per gestire, per andare al governo, parlo di politica per la gestione così della città, delle relazioni, delle comunicazioni. E io vedo che le donne dipendono moltissimo, anche quelle che sono al governo della città, dal parere maschile, quale detiene sempre il potere. Poi c'è un'altra cosa, viene detto sempre finalmente è passato il discorso delle risorse a donne, ma è il linguaggio proprio a bloccare questa risorsa tante donne. Quindi non è solamente nell'interesse delle donne, non è solamente una cosa per cui io cresco d'un gradino perché mi dici ingegnera piuttosto che... Cosa vuol dire risorse? Ma significa mettere a disposizione del sociale un ulteriore livello di potenzialità femminile, quindi questo anche per la politica, cioè entriamo in relazione con l'altro da sé, è proprio il fatto di essere in relazione con qualche altra cosa che è diversa da te, che crea il significato, che crea la significanza in qualche maniera, per cui è anche da riprendere in mano tutto il discorso sulla relazione tra donne, perché esiste ancora un problema di relazione tra donne e tra donne e uomini immersi in una società che è la nostra e che deve essere sociale. Bene, beh, io devo dire che la poesia che lei ha scritto per questa occasione, cioè io l'ho sentita mia perché lavorando con l'agenzia trasformavo anch'io, declinavo il femminile, quindi